Scorrendo il quotidiano La Patria del Friuli del 1908 ho trovato un articolo intitolato Il reparto operosi del manicomio di San Daniele. È un articolo che mi ha riportato alla mente un illustre friulano di cui mi ero già occupato a suo tempo. È il medico udinese Giacomo Vidoni, nato nel 1842 e morto nel 1912 a San Daniele. San Daniele dove arrivò 150 anni fa e dove si dedicò per 40 anni all'ospedale civile, l'ospedale di Sant'Antonio Abate, dal 1882 si chiamava così, ed è l'ospedale che sotto la sua direzione conobbe mirabili progressi dei reparti medico e chirurgico. Il dottor Vidoni si distinse anche per l'impegno civile e sociale. Presiedette ad esempio il Monte di Pietà, la Congregazione di Carità, la Banca Cooperativa, la Cucina Economica, 2 locande sanitarie e i bagni curativi. Nel 1902 ricevette sia la Croce di Cavaliere della Corona d'Italia che un riconoscimento di San Daniele. In realtà era il secondo riconoscimento dopo quello del 1899 per i 25 anni di servizio. Alla sua morte la Giunta, il Consiglio ospedaliero e l'Asilo infantile espressero nei suoi confronti gratitudine e venerazione. Ma il ricordo dedicato da San Daniele a Vidoni che più ci ricollega all'articolo citato all'inizio è la lapide in bassorilievo che venne collocata nell'atrio primitivo dell'ospedale con questa iscrizione: a Giacomo Vidoni che questo istituto resse, vivificò del suo illuminato fervore con riordinamenti e con la cura libera, scuotendo dagli inerti torpori i ricoverati ora sotto il cielo operosi. Egli fondò infatti il manicomio, nato nel 1874 quale sezione staccata di quello di Udine e poi divenuto una struttura all'avanguardia. Non fu un caso dunque se la Patria del Friuli riportò quanto scritto nel 1908 sulla rivista milanese Gli Annali di Ippocrate. Diceva così quella rivista: per le malattie mentali il lavoro ben regolato può portare calma e guarigione, o perlomeno creare al povero ammalato un modo di vivere compatibile. In questo senso, quale riferimento esemplare, veniva indicato proprio il Vidoni, creatore di una, diceva così la rivista, ben organizzata classe operaia, la quale nessuna apparenza conserva di gente ammalata e reclusa. E poi si constatava: togliendo al manicomio il carattere di carcere per dargli il carattere familiare, sono andate sparendo molte forme di pazzia pericolosa. Insomma, fra vigilanza continua e cura amorevole dei medici, un numero crescente di ricoverati svolgeva le più diverse attività: tessitori, agricoltori, calzolai, fabbri, sarti, addetti alla pulizia, alla cucina o anche al giardinaggio, e godendo sempre di buon vitto, riposo, distrazioni e passeggiate. Sappiamo poi che una parte dei pazienti prendeva parte anche a feste e iniziative cittadine, dimostrando che le persone con disturbi psichiatrici non sono inevitabilmente asociali. Certo, non mancavano né i casi più complicati né i problemi gestionali. D'altra parte, nel periodo in considerazione si contavano oltre 300 ricoverati, mentre all'inizio del percorso erano una quindicina. Non di meno, l'istituto si ampliò anche col contributo dei pazienti stessi, riordinando ambienti già esistenti e aggiungendone altri. Possiamo forse dire, allora, che all'epoca il Friuli ebbe un suo piccolo Franco Basaglia.